che a Camugi, i figli, vengono tutti i marinai, tutti i pescatori. La gente della Riviera Ligure, dice il vecchio Cinin, impara fin dalla fanciullezza tutti i mestieri del mare. A San Fruttuoso, a Camogli, le prime astuzie che i bambini apprendono sono quelle dei pescatori. Vedete, dice Cinin, com'è fatta da noi la madre terra? È essa stessa a spingere in mare i suoi figli. La terra ci consegna al mare ragazzi, il mare ci restituisce alla terra uomini fatti. La maggior parte dell'equipaggio della Marina Mercantile Italiana è composta da uomini nati da queste parti. La nostra è una terra arida, stretta contro la costa da montagne e da rocce. Non ci siamo mai arresi alle difficoltà della natura e non solo siamo stati capaci di resistere, ma abbiamo affrontato le imprese più audaci per avere dal mare quello che la terra ci aveva negato. Quando a San Fruttuoso non se ne può fare meno che bisogna andare sempre qua. Per arrivare fino al paese di Cinin non vi è che una strada, il mare. Anche gli antichi colonizzatori romani arrivarono in Liguria dal mare. Dal mare furono portati a San Fruttuoso i resti mortali dei Doria, famosi dogi della Repubblica Marinara di Genova. L'illustre monumento del secolo XVI che tramanda la loro memoria è per marinai e pescatori come una banchina d'approdo, un semplice cimelio di famiglia. Un po' di tutto là a San Fruttuoso. Erano repubbliche marinare, scie che ne ha pure tutte le mene. Per noi, continua Cinin, il mestiere del contadino è quasi impossibile e anche quando siamo a terra viviamo uniti come a bordo di una nave. Lassù, dentro e attorno alla torre del villaggio, sta la nostra casa. Lì ci sono gli uffici comunali, lì la scuola, lì tutto quello che occorre. Non era come il tocco di bisacca fa un po'. Oggi però, conclude Cinin con la polemica puntigliosa dei vecchi che non si rassegnano all'incalzare della modernità, non è come ieri. Ieri, quando si imparava il mestiere di marinaio nella pratica sui velieri o sulle prime navi a vapore, era più difficile guadagnarsi la vita e farsi un posto nel mondo. Oggi invece è tutta un'altra cosa. I giovani che vogliono correre il mare vanno prima a scuola. A scuola! Vede quei ragazzi sui pennoni? Crede che siano dei marinai veri? Guardi un po'. Sono marinai di terra. Imparano a navigare in città. Evidentemente, la saggezza dei marinai liguri come Cinin è pari al loro orgoglio di conservatori. Ma essi sanno benissimo che l'uomo si è costruito strumenti tali da potersi misurare con la natura come padrone e maestro. Sanno benissimo che il progresso tecnico ha fatto sorgere i moderni istituti nautici, di dove non escono marinai di città, ma uomini di mare tra i più preparati del mondo. Le scuole navali italiane sono 30. Gli alunni che le frequentano hanno raggiunto negli ultimi anni la media di circa 8.000 nei corsi di specializzazione. Dalle più antiche e elementari forme di bussola a quelle del secolo passato, al modernissimo radar, tutte le tappe del progresso dell'uomo per stabilire il suo dominio sul mare vengono ripercorse dai giovani allievi. Sono spesso gli stessi armatori delle più fiorenti flotte mercantili italiane a sostenere con borse di studio e sussidi speciali i convitti dove si formano i futuri ufficiali, sottufficiali e comandanti delle navi italiane che solcano cariche di mercanzie e di passeggeri tutti i mari del mondo. Uno dei più rinomati convitti è questo che sorge a Camogli. Dall'alto del convitto di Camogli, il porto di Genova si scopre per chilometri e chilometri come dal ponte di comando di una nave. La famosa tanti anni che non c'è alcun pivallo, che mai ci si tratta del più grande porto italiano e del più importante porto del Mediterraneo per volume di affari e per modernità di attrezzature ed impianti.
Al porto di Genova affluisce ogni giorno una parte rilevante delle merci in transito per e da alcuni dei più grandi paesi europei. A Genova approdano e da Genova partono alcune fra le più importanti linee transatlantiche mondiali verso le due Americhe, il Medio e l'Estremo Oriente. Rinato dalle sue rovine dopo la guerra, che negli anni 1944-45 lo vide al centro della resistenza contro l'invasore, il porto di Genova è il primo banco di prova delle nozioni teoriche apprese dai giovani nella scuola navale di Camogli e in tutti gli istituti nautici d'Italia. Navi per navigare. Navi da costruire. Dei 14 grandi cantieri navali per costruzioni in ferro e dei 31 cantieri navali di piccola e media capacità produttiva esistenti in Italia, la maggior parte sorge in Liguria. Del potenziale complessivo di 300.000 tonnellate di acciaio lavorate nei cantieri navali di tutta Italia, circa la metà si deve all'industria cantieristica ligure, cui spetta anche il primato dell'incremento annuo medio del naviglio mercantile italiano di ogni ordine e tipo. L'abilità degli ingegneri e degli operai italiani dei cantieri navali è ormai nota in tutto il mondo. Di anno in anno le commesse straniere alla nostra industria cantieristica aumentano considerevolmente. In soli 24 mesi, dal 1956 al 1958, sono uscite dai cantieri navali 53 nuove unità, per complessive 462.899 tonnellate. In previsione del crescente aumento del fabbisogno nazionale e delle commesse straniere, i cantieri si stanno già trasformando secondo un piano che li vedrà in breve tempo ampliati e modernizzati nei sistemi di lavorazione. Ecco, la nave è pronta per il varo. Nel bacino di carenaggio si attende che il maestro d'ascia dia il via alle operazioni preparatorie. La mattina del varo, tutti, dagli armatori ai tecnici, dal personale navigante alle famiglie degli operai e degli ingegneri, assistono al momento più bello. È quasi libera, trattenuta solo dall'ultimo sistema di ganci, collegato al cordone di seta che la madrina reciderà con il fatidico colpo di forbici. Si tratta ormai di pochi secondi. Intorno alla nave ciascuno trattiene il respiro. Gli altri cantieri si sono fatti deserti.